Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la quarta giornata qua in diretta dal Pala Hockey di Forte dei Marmi e si affrontano il centro Porsche Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Indeco AFP Giovinazzo, partita che in realtà per il Forte dei Marmi è la terza perché è saltata la gara con il Vercelli, come sappiamo, per l'indisponibilità della pista, e dunque è un Forte dei Marmi che viene da una sosta piuttosto lunga e vediamo quelli che saranno le conseguenze di questo blocco involontario dei rossoblù. Sì, fra l'altro poi bisogna considerare che mercoledì il Forte dei Marmi non giocherà nel turno infrasettimanale perché è stato rinviato al 15 di novembre e poi invece da venerdì ci sarà la Coppa, la Champions League, il concentramento a Forte dei Marmi per la seconda fase eliminatoria. Vabbè, però intanto occupiamoci di questa partita di stasera, un Giovinazzo che arriva a Forte dei Marmi ancora a 0 punti ma con segnali abbastanza consistenti di ripresa. È una neopromossa che deve ovviamente, come sta succedendo anche al Breganze, pagare lo scotto, ma è una squadra che, al di là di quelle che poi sono indiscutibili doti di Marcella come allenatore, che non lo scopriamo certo stasera, però è una squadra che indubbiamente ha delle buone individualità, avremo modo di parlarne tra poco. Bene, prima di dare lettura di quelle che sono le formazioni delle squadre che si affronteranno questa sera, io vorrei, e credo che tutto qui il parterre vicino a me e tutti i ragazzi qui della tribuna stampa siano d'accordo con me, fare gli auguri a Riccardo Gnata, il nostro portiere e capitano, che questa sera compie 31 anni, cioè insomma è un veneto, come ha scritto qualcuno, oramai trapiantato in Toscana. Vediamo allora le formazioni, iniziando dalla formazione del Giovinazzo che arriva a Forte dei Marmi con il numero 14, il portiere e capitano Ottavio D'Angelico, con il numero 3 Angelo De Bari, con il 4 Paolo Colamaria, con il 6 Michele Di Lillo, con il 7 Luigi Turturro, con l'8 Nicola Cannato, con il 13 Federico Mura, con il 21 Antoine Lebert, con il 22 Renato Clavel e con il 74 portiere a disposizione Luca Calabrese. L'allenatore è il Pino nazionale, Pino Marcella, pluricampione e pluridecorato. E prima di andare a leggere quella che è la formazione del Forte dei Marmi, sentiamo proprio le parole di mister Marcella per quanto riguarda questo pre-gara. Crescere e prepararci per tutto quello che verrà dopo questo inizio campionato che è stato davvero duro, in quanto troveremo tutte le prime che sono classificate l'anno scorso, quindi un battesimo del fuoco, che 10 debuttanti in Serie A, 8 ragazzi sotto i 20 anni, insomma è duro, però siamo lì, sappiamo soffrire e ci aggrapperemo a questa Serie A fino all'ultima partita. Era proprio quello che volevo sottolineare, al di là della prima gara col Trissio, che c'è sempre un esordio, insomma la cosa difficile. Poi già a Grosseto abbiamo visto un passettino, col Bassano forse con un pizzico di fortuna a più poteva anche finire diversamente. A Grosseto dovevamo essere in vantaggio il primo tempo, abbiamo avuto molto più occasioni di loro, siamo stati cinici e bravi, sembrava quasi che non fosse il mio Giovinazzo, ero riuscito a convincerli a fare partite di un altro tipo, non affrontare faccia a faccia al Trissimo, che mi sembrava un suicidio. Io non c'ero neanche in panchina, è stata durissima a sopportare quel 12-0. Ora sembra che abbiano capito l'insegnamento, sono tutti ragazzi che devono crescere e dobbiamo crescere in fretta, ma siamo lì pronti a lottare. E credo che sia anche motivo di orgoglio avere tutti questi ragazzi nati e cresciuti lì a casa tua.
Beh sì, a me è la terza volta che prendo un gruppo di ragazzi di 14, 15, 16 anni e li porto in 3 anni in Serie A. È davvero difficile, non abbiamo avuto la forza di comprare giocatori di altissimo livello, siamo contenti dei ragazzi che ci stanno aiutando, però sappiamo quanto è duro il campionato da 1 e dobbiamo correre veloci. Bene, ti ringrazio, a dopo. A dopo, in bocca al lupo. Riprendiamo qua dal banco e abbiamo sentito un Pino Marsella che insomma rivendica la giovinezza dei suoi ragazzi, rivendica il fatto che stanno crescendo e stanno iniziando a seguire, a differenza di quando hanno affrontato ad esempio il Trissino in maniera spavalda le sue direttive, e soprattutto lamenta, fra virgolette ovviamente, non è un piangere, il fatto che per le prime 6 giornate incontrerà le prime sulla carta 6 forze del campionato, perciò dice il nostro per essere tutta esperienza, il nostro campionato inizierà fra un po'. Cosa condivisibile che del resto succede quasi tutti gli anni, perché quasi sempre, se io non ricordo male, le neopromosse hanno un tour de forza all'inizio, è un po' gli scherzi del computer, diciamo così. Intanto allora vediamo anche la formazione dei rossoblu che si apprestano a scendere in pista. Il centro Porsche Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi scende in pista con il festeggiato, il capitano Riccardo Gnata col 22, con il 5 Federico Ambrosio, con il 9 Pedro Gil e con il 26 Elia Cinquini, il 55 per Joan Galbas, il 57 per Francesco Rossi, il 77 per Francesco Compagno, l'87 per Francisco Ipignazar, 99 per Rick Torner, portiere a disposizione con il 35 Mattia Taiti, l'allenatore Alessandro Bertolucci, e sentiamo le sue parole. Con Alessandro Bertolucci alla vigilia di questo match contro il Giovinazzo, che arriva dopo uno stop lunghissimo però. Sì, arriviamo dopo 15 giorni di sosta che non so, quanto più bene o male, abbiamo perso un po' il passo, abbiamo dovuto ritoccare un po' gli allenamenti, abbiamo ricaricato un pochino anche in vista della settimana prossima della Champions. Stasera è una partita che sulla carta apparentemente è facile, ma le partite vanno giocate tutte, quindi massimo rispetto per il Giovinazzo, che comunque ha una massa di ragazzi giovani e sicuramente vorranno mettersi in mostra contro il Forte dei Marmi. Esatto, proprio questo era il mio secondo pensiero, insomma, si gioca contro una squadra che potenzialmente ha Forte dei Marmi, non nel campionato, non ha nulla da perdere, perciò sarà per loro di sfida di Barletta, diciamo così. Sì, sarà anche una vetrina per loro, mettersi in mostra, e come ho detto prima la squadra è una partita che perlomeno il primo tempo c'è da perdere un po' con grande concentrazione e soprattutto grande rispetto, perché come ho detto prima sono ragazzi giovani, di là c'è un mister che insomma il fatto suo lo sa, quindi ci vuole massima concentrazione, come ripeto un po' la parola, ma gira un po' tutto intorno, l'aspetto della partita gira un po' tutto intorno a questa parola qua. Bene, io ti ringrazio Alessandro, a dopo. A voi, ciao. Bene, abbiamo sentito anche le parole di Bertolucci, sono d'accordo con lui, il pensiero di questa sera è concentrazione, 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 guai a sottovalutare. Certo, no, ma infatti il rischio di queste partite, cioè diciamo che una squadra come il Forte Marmi ha solo da perdere in una partita come questa, perché il Giovinazzo, al di là che bisogna mettere in preventivo anche la lunghissima trasferta che regolarmente chi viene dal sud deve sobbarcarsi, c'è anche una differenza oggettiva di potenziale che è nelle cose, quindi è chiaro che il Forte Marmi deve capitalizzarla immediatamente nel modo migliore, perché altrimenti anche le partite più facili rischiano di diventare più complicate, quindi è quello il punto, diciamo, su cui giustamente ha insistito Alessandro Bertolucci. È vero, la Coppa dei Campioni è vicina, la Champions League come si chiama adesso, però ora c'è da affrontare con il massimo rispetto e la massima concentrazione il Giovinazzo. E intanto le squadre le vediamo a centropista per il saluto, i due arbitri sono Matteo Righetti e Daniele Moretti, coadiuvati al banco dei cronometristi dall'amico Luca Lossi. Dunque è tutto pronto per la partenza. Saluti di rito e onore, bisogna dirlo, a quei 1, 2, 3, 4 ragazzi, o più o meno ragazzi, diciamo così, Giulio, perché insomma
siamo anche noi oramai più o meno ragazzi, giunti da Giovinazzo per incitare la squadra. Ovviamente si parla sempre dei tifosi e delle trasferte, ma boia, insomma, da Giovinazzo vuol dire passione e passione forte. Ultra Giovinazzo stendono uno striscione, ne arrivano ancora un paio, probabilmente un pulmino immagino, non lo so, insomma poi lo sentiremo. Tamburo dietro, bianco verdi colori, onore a loro, e vediamo le formazioni in pista con il numero 7 De Bari, e poi dovremo avere con il numero 8, se non vado errato, Antoine Lebert. Gli altri giocatori li vedremo adesso in favore di maglia. Con il 13 è Renato Clavel, e immagino, non riesco a vederla ancora, ma non mi sembra Mura, però il ragazzo in pista, adesso vediamo. Portiere ovviamente è D'Angelico, dovrebbe essere il numero 6 Colamaria, Paolo Colamaria. Perciò insomma due ragazzi che aiutano, come ha detto Marcella, e due che vengono al vivaio. Risponde il Forte dei Marmi con Riccardo Gnata, Ambrosio, il numero 77 Compagni, Pignazar e Torner. Tutto pronto per il fischio, è il numero 6 Colamaria, e si parte con Colamaria che tocca la prima sfera, si allarga attaccato ma mantiene il possesso. Ancora Colamaria, cerca Compagno, lo trova arretrato per il numero 7 De Bari che gira ancora a sfera. Forte dei Marmi in pressing subito aggressivo altissimo, costringe il numero 7 Angelo De Bari al fallo di 5 secondi, battuta la punizione. Torner dall'altra parte per Compagno, ha chiesto grande concentrazione, ancora Compagno dopo che la sua sfera era stata sporcata da un avversario. Ambrosio, sfera all'indietro per Torner, percussione in fascia destra, si accentra Torner, lo scarica per Galbas che avanza, va alla conclusione, la para al portiere, la recupera il Giovinazzo, si distende, sfera in avanti, ma un grande Compagno la porta via subito al numero 13 Clavel. Dunque Forte Armi che torna in avanti, Compagno, il missile rimane sotto il corpo del portiere D'Angelico, niente da fare, il Giovinazzo che torna ancora in avanti. Poi c'è il fallo di Torner sull'avversario, nello specifico il numero 6 Colamaria. C'è il primo fallo di squadra a carico del Forte Armi che arriva dopo 1 minuto e 9 secondi. Intanto Marcella ha qualcosa da dire ai suoi ragazzi. De Bari probabilmente per la sfera persa per i 5 secondi vuole un passaggio più lungo, una traiettoria più precisa. Tutto pronto per la battuta, è il numero 8 Labert, francese in forza al Giovinazzo, la battuta in profondità, ancora la sfera sulle maglie arancio del colore aragosta e il pantaloncino nero per quanto riguarda il Giovinazzo. Galbas si ferma, distende sfera per Compagno, dietro porta c'è Torner per Compagno, ancora domestica una pallina, arriva al limite dell'area, la mette all'indietro ma la è intercettata, attenzione che se ne va l'avversario, poi fa buona guardia e c'è il fallo di squadra del Giovinazzo questa volta. 0-0 il risultato, 1-1 i falli di squadra. La sfera è per il rossoblu con Galbas che la distende per Torner, cerchio di centropista, avanza Torner, cerca un Compagno, dietro porta per Ambrosio, si scambiano di posizione i due. Ambrosio per il tentativo di Compagno, poi c'è la trattenuta del portiere e qualche scintilla fra D'Angelico e Compagno. Dunque se ne sono andati oramai 2 minuti, mi faceva notare adesso Giulio. Sì, che il portiere è calabrese con il numero 74, non D'Angelico, che intanto doveva essere il portiere in partenza. Un pochino scintille nei primi minuti. Sicuramente se ne sono andati 2 minuti, abbiamo visto un Forte Armi intraprendente, ma non è che il Giovinazzo poi sta lì a far girare sfera,
No, ma del resto Marcella non è un giocatore, è un allenatore che pratica un gioco difensivista assolutamente. E intanto dopo 2 minuti sono 5 i falli di squadra complessivi, e questo la dice lunga su quello che sta succedendo in pista. Insomma, non sono mai falli gravi, ma sono tocchettini che poi spezzano le trame offensive da una parte e dall'altra. Compagno sulla sfera, vicino a lui Torner in profondità per Ambrosio che cerca, trova compagni dietro porta, ancora Compagno che si libera all'indietro per Torner si allarga, attaccato, resiste, finta la martellata al centro per Ambrosio, contratto dal numero 7 De Bari. Ambrosio in aria, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire. Dunque Galbas alla martellata, il tentativo di deviazione di Ambrosio che non riesce per un soffio. Ancora Torner si allarga, va al tiro, e questa volta la sfera è alta, ma la stecca di Ambrosio è più alta del Pallina, dunque la punizione in favore del Giovinazzo. 2 in pressing sul portatore di sfera, battuta in questo momento. Manovra Pallina il Giovinazzo con il numero 7 De Bari, la mette in profondità, Clavella attaccato molto bene dal Compagno che gli soffia sfera e imposta l'azione d'attacco. Fascia sinistra per Compagno, dietro porta per Ambrosio che addomestica sfera, poi la cambia per Torner, da questi a Galbas, per Ambrosio ancora per Galbas, cerchio di centropista, la percussione di Torner adesso che cerca un filtrante, niente da fare, controllato, sfera all'indietro, dall'altra parte Compagno parte da lontano, poi fa partire un missile che però si stampa sul parastinca avversario, forse un fallo, ma l'arbitro dice che si può proseguire. La pallina viene alzata, questa volta l'arbitro dice che non ci sono gli estremi per fischiare la punizione, dunque il Giovinazzo può tornare in avanti, ci prova il Forte dei Marmi. Il Giovinazzo la butta via come può in questa occasione, deve difendersi dagli attacchi almeno per il momento di un Forte dei Marmi presente nella metà pista avversaria ormai da svariato tempo. Intanto la pallina è per Galbas, da questi Ambrosio ancora, cerca di farsi vedere Compagno, Ambrosio si allarga, la dà all'indietro per Torner che va al tiro con la deviazione che si stampa sul portiere. L'arbitro dice che si può proseguire, è una buona occasione per il rossoblu con la spizzata di Ambrosio sul filtrante, la sfera lunghissima intercettata ancora una volta da Compagno, nessun problema, Galbas riparte, se ne sono andati 4 minuti e mezzo Giulio, ma di fatto il Forte ci prova, ma il risultato sempre 0-0 è. Sì, infatti Marcella predica giustamente la calma ai suoi, anche perché i primi minuti in questo tipo di partite sono i più delicati per la squadra che sulla carta non ha i favori del pronostico, cioè da restare, da cercare di tenere a distanza gli avversari, e per ora mi pare che il Giovinazzo lo stia facendo piuttosto bene. Ha qualche problema, come hai detto giustamente tu, a uscire dalla metà pista, ma credo che in questo momento per il Giovinazzo la cosa più importante sia proprio quella di stare molto attenta in copertura. Intanto la sfera è recuperata dal Giovinazzo che può rimpostare l'azione con il numero 7, ma la riconquista subito Galbas per i suoi, la porta avanti, azione personale di Galbas, dietro porta, ancora lui ci prova e finisce sul retro della porta dando l'illusione della rete. In uscita da dietro porta ci ha provato Galbas, niente da fare, si riprende con l'ingaggio Galbas, poi alla meglio, poi in un secondo momento, ma mantiene il possesso di sfera. Galbas ancora deve ragionare, sfera all'indietro per Compagno, parte da molto lontano il giocatore rossoblu, adesso Galbas al centro, la stecca di Ambrosio è trattenuta, l'arbitro dice che si può proseguire per la norma del vantaggio. Ancora Compagno al tiro alto sopra la traversa, la sfera recuperata dal numero 6 Colamaria che rimposta l'azione d'attacco, ma a buon gioco Compagno ancora che cerca il filtrante in aria, non riesce, ma ancora la squadra rossoblu che ha i 36 secondi per andare alla conclusione dell'azione d'attacco. Ambrosio il tiro, la parata del portiere, dunque ancora dietro porta per
Compagno, ne esce per il tentativo di prima attenzione di Ambrosio, finisce a terra il numero 6 Colamaria, forse si fa cadere in maniera un po' troppo vistosa e dunque c'è la punizione ma solo il fallo di squadra. Intanto il cambio, fuori il numero 7 De Bari e dentro il numero 4 Di Lillo. Manovra la sfera Colamaria, fascia destra, la mette al centro ma c'è l'anticipo di Compagno, la sfera per Galbas, può distendersi il rosso-blu ma siamo già con 3 giocatori del Giovinazzo in area della propria area di rigore. Una buona occasione per Ambrosio, controllato, ci prova ancora Ambrosio, la sfera è ancora lì ma la recupera Di Lillo per i suoi. Leber si fa vedere al centro dell'area, ci prova Di Lillo ma è velleitario il tiro, la recupera Torner e Compagno. Torner e Compagno, poi si chiude la difesa del Giovinazzo e allora arriva lo squalo rosso-blu che morde dalla media distanza, è Fede Ambrosio. Dopo 6 primi e 49 lo rivediamo. Il morso dello squalo, Ambrosio fa 1-0 per il Forte dei Marmi, niente poi il portiere, non la vede partire, non la vede arrivare. Dopo che per 3 volte, 2 volte per la bravura della difesa, una volta per una trattenuta Ambrosio sotto porta non è riuscito a fare centro, questa volta si è incaricato del tiro da fuori che non è una delle sue specialità, questa sera l'ha fatto per la prima volta, l'ha messo alle spalle, niente da fare assolutamente. E ora vediamo come tanto c'era già il time out chiesto da prima da Marcella, che evidentemente si era accorto che c'era qualcosa da registrare. Forte dei Marmi che ha capitalizzato la superiorità territoriale che avevano avuto nei primi minuti, come si è visto bene, però la difesa del Giovinazzo comunque è decisamente più che sufficiente fino a questo momento, considerato poi i giocatori che ha davanti, molto molto bravi soprattutto nello smorzare le azioni offensive sotto porta, che per varie volte avevano portato vicino alla rete la formazione del Forte dei Marmi. Intanto entra con il numero 22 per il Giovinazzo Federico Mura, che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno in Serie A2, è un giocatore molto pericoloso sotto porta. Il Forte dei Marmi al momento non effettua cambi, 18-11 alla fine, 4 falli rossoblù a quota 3 il Giovinazzo, risultato di 1-0 e intanto i 10 secondi sfumano, poi allontana sfera proprio Mura e va a pareggiare il numero dei falli di squadra e non è soddisfatto di questa manovra sicuramente Marcella, che lo richiama all'ordine. Potrebbero diventare anche, visto che sono passati solo poco più di 6 minuti dall'inizio, potrebbe diventare un fattore anche in falli di squadra, sprecarne uno per allontanare sfera. Non ha fatto felice mister Marcella. Intanto il Forte dei Marmi adesso manovra, 4 i giocatori in area di rigore del Giovinazzo, la sfera è alta, la punizione per il Giovinazzo che adesso deve uscire dalla morsa in attacco degli avversari del rosso-blu. È il centro Porsche che deve difendersi, la BR per Colamaria, filtrante profondità per Di Lillo, attaccato ma con successo riesce a servire Mura dietro porta, giocatore all'indietro per la BR, il tentativo di filtrante in profondità per Di Lillo è però conquistato da Compagno. Intanto esce Ambrosio per il primo turno di riposo ed entra Chicco Rossi, poco cambia nella strategia del Forte dei Marmi, una punta per una punta, Torner che porta sfera, l'appoggio è per Compagno ancora, cerca di farsi vedere Galbas, il Compagno esce da dietro della porta, la serve a Chicco Rossi in orizzontale per Torner va alla conclusione, murata dal portiere, recupera ancora in 45 secondi la formazione rosso-blu e può andare a manovrare con Torner ancora in profondità per Rossi, defilato in fascia destra, si accentra Rossi, fa partire il tiro Murato ma ancora lui riconquista sfera, poi ci prova ancora anche Torner, vediamo che ha qualcosa da dire ai suoi anche mister Bertolucci, ma attenzione a Mura che se ne va, serve Di Lillo che poi non riesce ad andare alla conclusione per l'intervento difensivo di Chicco Rossi. L'arbitro dice
che c'è il fallo di squadra di Di Lillo, lo fischia con un attimo di ritardo, disappunto del giocatore barese, ma effettivamente ha avuto qualche secondo di ritardo l'arbitro. Compagno per Galbas, ancora all'indietro Torner finta il tiro per Galbas, supera un avversario, la mette al centro, ma c'è Mura che fa buona guardia, porta avanti sfera per i suoi, poi il tentativo infiltrante riconquistato proprio dal Forte Marmi. Compagno per Rossi, per Compagno ancora l'anticipo di Laber, che mi pare di poter dire che è una delle colonne di questa formazione, Giulio. Sì, nazionale francese sicuramente molto molto importante nell'economia del gioco, e adesso si porta anche in avanti lasciando e commettendo fallo su Galbas, riuscendo a liberarsi di Galbas ma commettendo fallo. Intanto è Chicco Rossi che recupera la sfera, fuori Torner, dentro Cinquini. Se dobbiamo provarci da fuori, quale miglior uomo di Cinquini? E in effetti quando il Giovinazzo va a difendere si mettono in 4 nell'area di rigore, è un po' difficile riuscire a entrare senza fare fischerata. Attenzione che Mura se ne va e riesce per la prima volta a far toccare sfera dopo 9 minuti e 10 a Riccardo Gnata. Cinquini in possesso di pallina, la cambia per Chicco Rossi, per Compagna ancora dietro porta. Aveva detto chiaramente nel pre-gara il mister Marsella che voleva una difesa importante da parte dei suoi, che dice abbiamo affrontato in maniera spavalda il Trissino che ci ha strapunito, in maniera spavalda il Grosseto ci ha strapunito, col Bassano è andata un po' meglio, stasera voglio molta attenzione. Intanto fuori Galbas e dentro Sua Maestà Pedro Gil, vediamo che c'è il richiamo. Sì, c'è stato il richiamo a Colamaria perché l'arbitro gli ha fischiato un blocco, e se non sbaglio ne aveva fischiato uno anche prima, che è un record, già due blocchi fischiati nei primi quasi metà del primo tempo. Per gli standard abituali, che blocchi non li fischiano quasi mai, è già buono. E sì, siamo già a 7 falli di squadra per il Giovinazzo e 4 per il Forte Marmi. Del resto è chiaro che il Giovinazzo in qualche modo deve cercare di fermare gli giocatori avversari, e il caricarsi di falli è una delle armi che deve mettere in atto, un rischio che secondo me è calcolato, perché altrimenti l'alternativa è lasciare andare in porto i giocatori. Senza ombra di dubbio. Intanto è Gil che tocca la prima sfera, si allarga ancora per Gil, da questi a Compagno, fraseggiano i due. Gil in possesso di sfera dietro porta, cerca un appoggio, lo trova arretratissimo in Cinquini che si allarga, supera un avversario, poi Gil per Cinquini che va alla conclusione. Tanta roba di prima intenzione su appoggio di Gil, abbiamo visto che i due hanno fraseggiato a lungo proprio per trovare questa situazione. C'è riuscito il filtrante di Gil per il tentativo di prima attenzione di Cinquini, che è stato smanacciato dal portiere, molto attento. Gil ancora. Era anche coperto, se non erro, quindi è stato molto bravo Calabrese in questa circostanza. Ancora Gil, l'appoggia per Cinquini che esce dalla zona buia, percussione per Chicco Rossi, Rossi per Gil, il missile di Gil è deviato, sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può proseguire, la pallina è per Mura. Federico Mura, attaccato da Cinquini, lo costringe a uscire dall'area di rigore, poi fraseggiano i due. C'è il fallo di Mura, dice l'arbitro. Ah no, fallo di Cinquini. Sale a 5 il Forte dei Marmi, a quota 7 il Giovinazzo. 12 falli in 11 minuti, poco più, insomma era tanto che non se ne vedeva. Sì. Ma sì, perché da una parte il Forte Marmi è una squadra che col tipo di gioco aggressivo che ha è naturalmente portata in ogni circostanza a commettere qualche fallo di troppo, dall'altra il Giovinazzo che deve cercare di chiudere in qualche maniera, e in alcuni casi è necessario anche ricorrere a normali falli di gioco. Intanto la sfera è per Laber che si libera, poi arriva Chicco Rossi che va a fermare, ci prova ancora il Giovinazzo, ma questa volta è il Gil. Siamo già dall'altra parte con Cinquini
e siamo in 4 in area di rigore. Adesso esce un attimo il Giovinazzo, cerca di allungare un attimino, ma ancora niente da fare. Intanto è rientrato con il numero 7 De Bari. Gil in possesso di sfera, Gil per il tentativo in giravolta di Chicco Rossi, la sfera lottata alla balaustra, la meglio Cinquini, l'appoggio è per Gil, da questi a Compagno che va alla conclusione sul palo lontano, poi ancora Compagno, niente da fare, la sfera è per il Giovinazzo ma si lotta a centropista, poi succede un po' di tutto, la ne esce ma Compagno rinviene su di lui e riporta avanti sfera. È un assedio, ma è un assedio contro una palizzata, quella bianco-verde, che per la verità stasera è nero aragosta. E adesso è Gil che impegna ancora una volta il portiere avversario. Intanto turno di riposo per Compagno dentro Pignazar. Il Forte delle Marmi ha cambiato in 12 minuti poco più tutti gli effettivi. Rossi finta il tiro, si ferma, ancora lui dietro porta per Gil, la percussione di Gil, il missile di Gil, la deviazione, la sfera è per il Giovinazzo che la manovra con De Bari pressato al limite dell'area, ancora De Bari fa correre sfera in profondità, lottano i Pignazar e Mura, la meglio i Pignazar, porta avanti sfera, Cisco in percussione, la cambia per Cinquini, perso l'attimo giusto, dunque ancora per Cinquini, per i Pignazar al centro, non l'aggancia Chicco Rossi e dunque ancora il Forte dei Marmi che deve provare a manovrare. Rossi ancora dietro porta per Cinquini, al centro per il tentativo di Pignazar che passa al lato. Forte dei Marmi ancora Cinquini dietro porta, aspetta il piazzamento dei compagni, la serva Gil che fa partire un missile che fa la barba al palo lontano, niente da fare. Ancora Maria la porta avanti per i suoi, in orizzontale per Mura. Intanto è entrato anche con il numero 3 Turturro, Luigi Turturro, giovanissimo. Gil ancora, 9,51 alla fine, 1-0. Gil per Cinquini, da questi ai Pignazar per Gil ancora. Percussione di Gil, il missile in diagonale deviato dal portiere. Mura la riprende per i suoi, tenta la sortita, va alla conclusione. E Riccardo Gnata è chiamato al primo intervento, forse vero. Adesso il tentativo di filtrante al centro è intercettato, dunque il Giovinazzo che può rimpostare un'azione d'attacco, lo fa su Laber in profondità, ancora Turturro per Laber, cerchio di centropista, 9:08 alla fine del primo tempo. 1-0 risultato, Cinquini che porta via sfera, poi Mura che rinviene, attenzione alla Per che ci prova e questa volta ha un'ottima occasione Giulio. Sì, Giovinazzo comunque da circa metà del primo tempo si sta facendo più intraprendente, lo stiamo vedendo anche in queste azioni, anche perché è chiaro che insomma un solo gol di distacco è diciamo qualche cosa che consente agli avversari di poterci provare, no? E infatti così è. E comunque i numeri ci sono nella formazione pugliese, non dimentichiamo che i giocatori pugliesi di origine sono tutti plurititolati a livello giovanile, quindi insomma mancano chiaramente di esperienza in A1 ma non certamente di fondamentale di capacità di stare in pista. Intanto è Gil che ci prova in diagonale, sfera e finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione è in favore del Giovinazzo e c'è il time out chiesto da mister Bertolucci che avrà sicuramente qualcosa da dire ai suoi. 1-0 il risultato, paga il gol di Ambrosi al 6:49, 5 falli a carico del centro Porsche Firenze Hockey Forte dei Marmi, a quota 7 il Giovinazzo e sotto questo punto di vista un attimino i ragazzi in pista si sono calmati, partita che adesso si sta distendendo un attimino. Intanto vediamo che torna in pista Ambrosio, insieme a lui Cinquini, Gil
e i Pignazar, dall'altra parte Mura, Turturro con il numero 7 De Bari, e poi il nuovo ingresso dovrebbe essere, se non vado errato, il numero 8. No, è rimasto in pista Laber, che mi pare il giocatore insostituibile. Sì, mi pare che per l'assetto che ha, specialmente in questa partita, Laber sia il giocatore forse più difficile, diciamo, da mettere fuori, anche perché comunque rispetto ad altri ha già una discreta esperienza e sta veramente gestendo bene la fase difensiva anche per gli altri. Suona la sirena, dunque si riprende a giocare qua al Palahockey di Forte dei Marmi con la formazione di casa, il Centro Posh Firenze e Hockey Forte dei Marmi Versilia avanti per 1-0, a morso lo squalo al 6:49, dunque Ambrosio a segno e adesso c'è la punizione in favore del Giovinazzo che manovra con Laber, sfera in profondità per Turturro, poi costretto a tornare nella propria metà pista, cerchio di centropista, dunque Mura in possesso di sfera, cerca di andarsene in fascia destra, va alla conclusione deviata, poi la deviazione porta al pari, il tiro di Mura deviato va a insaccarsi alle spalle di Riccardo Gnata, vediamo, mi pare che sia stato, lo rivediamo forse da questa parte, va a coprire ma non riesce e mette fuori causa il portiere Riccardo Gnata, dunque gol di Mura quando mancano 7:57. Giulio, l'avevo detto poco fa, chiaramente sono partite queste che se la squadra favorita non riesce a stabilire subito il buon vantaggio, ogni minuto che passa, e questa rete ancora di più, la squadra sulla carta sfavorita ha tutta la possibilità di mettere in grossa difficoltà gli avversari, come Giovinazzo sta facendo adesso. Tanto dunque quando mancano 7:33 pari ci prova subito i Pignazar, ma è bravo il portiere sul tiro da vicino, adesso la sfera lunga e proprio Mura va a riconquistare una pallina in una qualche maniera, attaccato, ci prova ad una mano, viene fermato da Gil che torna in avanti, Pedro, la percussione non riesce, dunque il Giovinazzo torna in avanti, attenzione Mura, poi grande Pignazar, Cisco gliela porta via, Cisca ancora per Ambrosio, al centro per Cinquini, sporcato quel tanto che basta per metterlo fuori causa, occasioni su occasioni, ma di fatto il risultato è di 1-1 e il Giovinazzo torna in avanti, è il numero 7 De Bari per Laber, tanto fuori Mura e dentro con il numero 6 è Colamaria. Forte dei Marmi con Gil ancora, la martellata di Gil, signori, se gli lasciate 1 metro e lo spazio da quella mattonella vi castigherà sempre, lo ha sempre fatto, è il suo tiro classico da sinistra verso destra a incrociare, palo lontano, 2-1 rossoblu, rivediamo, eccola, non è che nulla può il portiere Giovinazzo, no, difficilmente qualcuno può. Assolutamente, credo che fosse difficile anche da vedere. Sta di fatto che il Forte dei Marmi, che continua a costruire gran numero di occasioni, lo si è visto bene, intanto ruba palla Ambrosio, vediamo adesso, è bravissimo Calabrese a chiudere la porta anche girandosi e poi richiama i suoi giustamente all'attenzione. Dicevo che il Forte dei Marmi comunque ha segnato con un'altra iniziativa personale, del resto i giocatori, i campioni servono anche a questo, però la squadra intanto Leber vicina alla rete dall'altra parte, forse ce la faccia finire, ma il bello dell'hockey è questo, che c'è grandissima velocità, Cinquini per poco non mette dentro, va bene Fabrizio, lo racconto dopo. Una stecca alta di Cinquini, qui non c'è, meno male non c'è tempo insomma per distrarsi, la stecca alta di Cinquini, la punizione a Cinquini che si era trovata tu per tu col portiere, una respinta rimbalzata un po' troppo alta e si riprende dunque con la punizione, pressing altissimo di Cinquini e Ambrosio intanto cerca di farsi vedere con il numero 21, il nuovo entrato Cannato, la sfera da Laber ma Gil la intercetta, Gil che finta il tiro, poi il passaggio, meglio il tentativo è per Cinquini che non riesce, la riconquista Cannato per i suoi, adesso deve liberarsene in maniera frettolosa,
Galbas che è subentrato, il Forte dei Marmi per il tentativo e la sfera è dentro, morde ancora lo squalo rossoblu. Ambrosio sotto misura, tiro di prima intenzione, passa sotto il corpo del portiere calabrese, dunque niente da fare, 3-1 rossoblu. Insomma, lo rivediamo in questo adesso, forse da questa posizione, vediamo un po' se abbiamo un replay. Non è stato un tiro pulito, non di è Ambrosio, stato assolutamente un tiro pulito. Calabrese è stato sorpreso proprio dal tiro. Riconquistata sfera, Torner, mazzolata sulla stecca, ma l'arbitro giustamente fa correre per la norma del vantaggio e ci prova ancora Torner, il filtrante per Cinquini che però non riesce. Dunque il Forte dei Marmi che crea lo strappo dall'1-1 al 3-1 in 40 secondi. Adesso c'è l'8º fallo di squadra e anche il 9º se non vado errato, perché è stata allontanata la sfera. Sono 2 i falli che a carico del Giovinazzo per aver allontanato la sfera, e mi pare che ha qualcosa da dire ai suoi mister Marsella, che discute proprio e fa cenno alla panchina che abbiamo preso 2 falli per aver allontanato sfera. Intanto fuori Cinquini e dentro Compagno, si torna a ruotare. Il Forte dei Marmi adesso è tornato in pista con la squadra con cui aveva aperto e ci prova subito Compagno, niente da fare, buona parata del portiere. Dunque Galbas, Torner, Compagno e Ambrosio. Galbas che ci prova a piazzarla, niente da fare, la para ancora il portiere. Mura che la porta avanti per i suoi, una martellata di Mura che passa al lato, la recupera Compagno, la porta avanti, la serve ad Ambrosio per Torner, ma c'è l'intervento difensivo della Ber. Intanto chiama il time out mister Marsella, sfera in profondità nel nulla. Dunque Compagno può rimpostare per Ambrosio, per Compagno ancora che cerca il filtrante di prima attenzione, si scontra con la Ber, l'arbitro dice che si può continuare, succede un po' di tutto, poi finisce a terra e qui spero ci sia un replay, perché il blu a Galbas sinceramente mi piacerebbe rivederlo. Lo vediamo in questo momento, forse no, il replay arriva un attimo di ritardo, dunque non c'è la possibilità. A mio avviso ha accentuato anche molto, ma l'arbitro questa volta ha fischiato il blu a Compagno, si lamenta tutta la panchina, no scusate, il blu a Galbas. Dunque quando mancano, cioè è chiamato il time out, blu a Galbas, ma a mio avviso ci sarebbe da rivederlo con estrema calma. Sì, vabbè, cosa che gli arbitri ovviamente non possono fare, quindi hanno dovuto decidere una frazione di secondo. Sicuramente il fallo da dietro c'è stato, probabilmente è stato un po' accentuato, però uno dei 2 arbitri era piazzato molto bene e probabilmente ha visto giusto. Già che c'è il time out, approfitto per concludere il discorso disgraziato di prima che non riusciva a fare. Forte dei Marmi le prime 2 reti le ha fatte con tiri dalla distanza, nonostante che avesse creato un gran numero di occasioni da rete sotto porta liberando l'uomo, ma la difesa del Giovinazzo ha sempre fatto buona guardia. Poi la squadra di primo gol del Forte dei Marmi segnato in area è stato quello di Ambrosio, la terza rete, che infatti è arrivata da quella conclusione in girata in area che però non è stata colpita in maniera forse del tutto pulita, ma ha toccato terra e questo ha sorpreso Calabrese. Per il resto vediamo adesso il tiro diretto, mi sembra l'incaricato Mura. 21esimo dunque del primo tempo, è Federico Mura il bomber del Giovinazzo contro Riccardo Ognata. Vediamo quelle che saranno ovviamente come proverà Mura insomma a chiudere questa occasione ghiottissima. In A2 era uno specialista Mura? No, senza ombra di dubbio è un giocatore, io lo ricordo anche l'anno scorso, proprio anche qui a Forte dei Marmi, insomma uno che sa come si fa a buttarla dentro. Vediamo adesso, perché insomma qui gli specialisti sono 2, Capitan Gnata e Mura, 2 specialisti. Prende la rincorsa Mura, ovviamente lo scopo è quello di far muovere il portiere rossoblu. Vediamo se andrà alla conclusione diretta o meno. Parte Mura, il tiro passa al lato, la tira forse nel peggiore dei modi, non ha inquadrato la porta,
Adesso ci sono 2 minuti di inferiorità con Compagno in possesso di sfera, la fa girare per i suoi, ma attenzione che la recupera il Giovinazzo, sfera alta, la punizione in favore del Forte dei Marmi, bisogna rettificare la posizione, dice l'arbitro, è il numero 13 Clavel che va a disturbare. Clavel, Mura, Laber e il numero 7 De Bari in pista, sfera in profondità per Compagno che finisce a terra e l'arbitro dice che non c'è il fallo, poi su di lui inciampa Clavel, l'arbitro dice che non c'è fallo neanche in questo caso, ma eravamo dietro porta, a mio avviso insomma ci ha graziato questa volta. Sì, diciamo di sì. Intanto adesso prova il gioco ai 4 cantoni ovviamente per far aprire la difesa rossoblù. Il Giovinazzo che ha ancora oltre un minuto di superiorità numerica, Mura scivola ma la sfera è riconquistata subito alla Ber per i suoi che la cambia, ancora la Ber per Clavel, poi l'appoggio per Mura che si lamenta col Compagno, siamo ai limiti dei 40, dunque il portiere, dicevo, deve toccare al portiere, in realtà Mura entra dentro e riesce a siglare la rete numero 2 per quanto riguarda il Giovinazzo con una bella incursione dalla fascia sinistra, lo vediamo, si trova praticamente a tu per tu con una palla che rimbalza davanti a Riccardo Gnata che in colpevole non può fare niente. Giulio. Sì, ancora una volta Mura si conferma un ottimo realizzatore nonostante il salto di categoria, sempre segnato tanto fin da quando arrivò alcuni anni fa a Giovinazzo, perché ha sempre giocato nel Giovinazzo da quando è arrivato in Italia, il giocatore argentino, e vedo che anche in Serie 1 si sta comportando decisamente bene, quando uno il gol ce l'ha nel sangue le serie contano fino a un certo punto. Intanto la sfera è per Ambrosio, è rientrato al posto di Compagno Chicco Rossi, si lamentano adesso il rosso-blu per la trattenuta, a mio ragione ne ha donde. Intanto per il tentativo di Compagno che cerca di indirizzarla, è molto bene nell'angolo lontano, adesso di prima intenzione la trattenuta del portiere e c'è l'ingaggio. Forte dei Marmi che alla fine del primo tempo è in vantaggio, o meglio quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo è in vantaggio per 3-2, insomma immagino che nel collettivo di tutta l'Italia hockeyistica nessuno avrebbe immaginato questo risultato al momento, ma il Giovinazzo non sta rubando niente, sta difendendo con le unghie e con i denti, portando addirittura 4 giocatori nella propria area di rigore per impedire le incursioni sotto misura e dunque il Forte dei Marmi ci prova a ripetizione ma è difficilissimo entrare là dentro, troppo affollata l'area. Intanto c'è Torner che ci prova ancora, Compagno per Torner ancora, ci prova adesso Compagno, la mette all'indietro per Ambrosio che va alla conclusione, sporcata, sfera che si impenna, la recupera ancora Chicco Rossi per Torner, per Chicco Rossi, ci prova in diagonale, poi si immola sul tiro un giocatore del Giovinazzo, adesso Mura può portare sfera fino a fine corsa, poi l'intervento di Ambrosio spedisce sfera fuori dal rettangolo di gioco, vediamo a 1:22, vediamo Marzella che chiama i suoi a indietreggiare, vuole la Per, l'abbiamo visto chiaramente nella propria metà pista, intanto si cerca di far rientrare la sfera in pista, si è fermata sul retro della porta dove c'è la rete di protezione, arriva in questo momento, si può riprendere il gioco. 1:22 alla fine, 3-2 il risultato in favore del rossoblù, 2 volte ha morso lo squalo Ambrosio, un gol di Cil, dall'altra parte doppietta di Mura, una su rovesciamento di fronte e una in superiorità numerica dopo l'espulsione di Galbas. La Ber cerca di far viaggiare ma è Compagno finta il tiro, l'appoggio è per Chicco Rossi, sporcato dall'avversario, attenzione che Mura si allarga,
finta il tiro, davanti a sé Torner che gli porta via Sfera, poi ancora Torner per Ambrosi al centro per Rossi, la sfera è spizzata lontana, non ha problemi il capitano a spararla sul soffitto, si riprenderà con ingaggio a centropista quando mancano praticamente 40 secondi alla fine del primo tempo. Tutto pronto per l'ingaggio, il numero 13 Clavel, ma la sfera è conquistata dal rosso-blu con Ambrosio che a 34 secondi alla fine andranno sicuramente all'ultimo tiro. Picco Rossi ancora per Compagno per Torner, 18 secondi, Rossi ancora per Compagno, ancora per Rossi, a 7 secondi Rossi cerca il varco, poi cerca Compagno che cerca il filtrante che non riesce e finisce il primo tempo sul risultato di 3-2, apre le marcature Ambrosio al sesto, al 17esimo Mura pareggia, poi ancora Ambrosio porta Gille e Ambrosio portano sul 3-1 il Forte dei Marmi. Blu per Galbas, il tiro diretto è fuori ma la superiorità numerica paga per il Giovinazzo il 3-2, poi 5 sono i falli a carico del rosso-blu, a quota 9 il Giovinazzo. Giulio, partita ancora tutta da giocare. Partita non facile assolutamente, soprattutto perché il Giovinazzo ha preso notevolmente fiducia nei propri mezzi grazie proprio a quello che ha fatto vedere. Indubbiamente il Forte dei Marmi ha creato tantissime occasioni, ho perso il conto di quante volte l'uomo si era liberato davanti alla porta sulla triangolazione, però se non si mettono dentro poi dopo succede questo. Giovinazzo superiore, Forte dei Marmi superiore territorialmente come occasione e tutto, ma un Giovinazzo pericolosissimo che ha fatto vedere che le poche volte in cui si è fatto vedere dalle parti di Ignata ha sempre creato dei grossi pericoli, dei grossi grattacapi. Bene, il mio grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento, all'amico Nardini per le riprese della parte tecnica, a Simone Polacci per la regia. Noi ci sentiamo alla ripresa delle ostilità, perciò fra 7-8 minuti. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
stile l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, riprendiamo la linea qua dal pala hockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, al momento è Mura, Laber, Colamaria e, se non vado errato, è il numero 7 Angelo De Bari in pista per il Giovinazzo, esatto, il Forte dei Marmi con Gil, Galbas, Torner e Chicco Rossi, ci prova Galbas e poi Rossi la stampa sul palo, occasionissima. Dopo 30 secondi la Ber la riprende per i suoi e c'è adesso il fallo di 10 secondi. C'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Dunque spiegazioni fra il signor Righetti e i giocatori del Giovinazzo. Gil per Galbas, il missile di Galbas, la parata del portiere, ancora Galbas in possesso di sfera. Galbas è un giocatore che ha una martellata mostruosa alla media distanza, ancora una parata, ci prova Rossi sotto misura, niente da fare, tentativo di prenderle respinte, poi la sfera che torna in possesso del Giovinazzo, ma Torner va a pressare e a commettere il sesto fallo su Colamaria. A quota 9 il Giovinazzo che torna in possesso di sfera. De Bari per Colamaria che viene richiamata all'ordine, questa volta secondo me giustamente, perché fallo questa volta non c'è stato. Insomma, ha cercato questa volta il ragazzo di ingannare uno come Gil. C'è il cartellino blu per proteste, perché nonostante il richiamo ufficiale dell'arbitro ha insistito nel minacciare. Dunque il blu e il tiro diretto. Mi pare di aver interpretato, insomma, le proteste. Sì, perché all'inizio c'era stato richiamo, evidentemente ha detto qualcosa all'arbitro mentre gli stava facendo vedere appunto la mano alzata di quello che dovrebbe in teoria essere il cartellino giallo, che nell'hockey non c'è, non si sa perché, ma insomma è lo stesso, e quindi evidentemente ha detto qualcosa e l'arbitro, fra l'altro due arbitri giovani ma molto precisi questa sera, c'è qualche errore nell'hockey, è impensabile che gli arbitri non lo commettano, però sia il signor Righetti di Sarzana che il signor Moretti di Follonica a me per il momento sono piaciuti. Ambrosio che cerca di riportare la sua squadra in doppio vantaggio. Vediamo Ambrosio, il tiro, morde ancora, gli hanno concesso di andare a battere solo davanti al portiere e fa 4-2, ancora più 2 il Forte dei Marmi con dunque un giocatore importante, perché Colamaria è uno dei ragazzi cresciuti alla corte di Marcella, uno di quelli che Marcella sa come si muove in panca puniti, e 9 falli a carico del Giovinazzo. Attenzione a Mura che va a impegnare Riccardo Gnata, che chiude con il corpo. Dunque 4-2 il risultato, ci prova subito Mura per i suoi, ma è Gil, si allarga, la mattonella è giusta, ma anche la pressione di Mura su Pedro Gil. Adesso Chicco Rossi, incrociano Rossi e Mura, Rossi e Gil, ancora Gil per Galbas, da questi a Torner, il tentativo di percussione di Torner, attaccato, mantiene il possesso, ci prova adesso Torner, fermata, attenzione 2 contro 1, ma l'uno si chiama Pedro Gil in questo caso, che porta via sfera e rilancia l'azione per Galbas, per Torner, per il palo pieno di Chicco Rossi, grande azione rosso-blu, ma grande risposta, e c'è il gol di Mura sul rovesciamento di fronte. Dunque resta più che aggrappata la partita grazie al suo bomber Federico Mura,
che ha incrociato e ha messo sotto la traversa, imparabile per il portierone Riccardo Ognata dopo 2 primi e 0-4. Sì, un Giovinazzo che non si stacca o meglio un Forteronami che non riesce a staccare il Giovinazzo, un Giovinazzo che deve veramente essere elogiato perché ci crede giustamente fino in fondo, e ogni volta che il Forteronami ha dato l'impressione di poter allungare, anche perché in certi momenti sembra quasi che la squadra di Bertolucci cerchi di chiamare fuori intanto una traversa di Torner, in questi 2 minuti e mezzo 2 pali una traversa del Forteronami, cerca di tirar fuori la formazione, chiamar fuori la formazione del Giovinazzo, ma poi in ogni maniera c'è sempre il signor Mura che stasera ha già messo a segno una tribuna. Senza ombra di dubbio, lo conosciamo bene, è un giocatore importante, ma attenzione, Gil la recupera, la riporta in avanti, Pedro, il tiro piazzato di Pedro sulla ribattuta, ci prova ancora Chicco Rossi, ma questa volta il portiere fa buona guardia, sfortunato Rossi in 2 occasioni, 2 pali, ma del resto, come diceva il buon Boscov, insomma il palo è un tiro sbagliato, 2 pali alla traversa e il Forte dei Marmi ancora in avanti, ci prova Rossi, deviazione, la sfera è per Galbas che la gira ancora a Chicco Rossi, Forte dei Marmi che adesso cerca di far sentire la pressione là davanti, ma bisogna fare molta attenzione. Rossi, tiro che passa sopra la traversa, va cercato l'angolo alto e dunque Mura la può portare in avanti per i suoi. Ancora Clavel per Mura, giocatore che sta tenendo a galla al pari del portiere la squadra del Giovinazzo. Adesso Rossi la intercetta con un pattino, 6 mesi fa sarebbe stata una punizione sicura, non è più così. Gil per Galbas, Gil ancora, la percussione di Gil in area, attaccato, passa dietro porta, l'appoggio è per Galbas ma è fuori misura, Torner va a riprenderla, non forza la sfera per impedire un potenziale contropiede, dunque si riprende con la punizione in favore del Giovinazzo. Giovinazzo che è dal 17esimo, se non vado errato, del primo tempo, ferma 9 falli, il Forte dei Marmi a quota 6, 20-54, 4-3 il risultato. Battuta in questo momento, Mura in possesso di sfera, dietro porta, Clavel, la sfera all'indietro, Laber per il tentativo è abbondantemente fuori dallo specchio della porta. L'arbitro intanto ferma il gioco, la sfera non ho capito, bisogna asciugare la pista. Il signor Righetti che ha qualcosa da dire, adesso chiama fuori i giocatori dalle panchine, è diventato praticamente un time out. 20-31 alla fine, sempre in vantaggio il rossoblu, ma di misura 4-3 il risultato. È chiaro che poi ogni volta che il Forteronami prova a allungare e il Giovinazzo riesce a riportarsi sotto, sempre di più la formazione di Marcella ci crede, perché è sempre un gol nell'hockey, no? L'abbiamo detto un'infinità di volte, è un niente, quindi è chiaro che la squadra ha dimostrato di essere molto molto pericolosa le poche volte rispetto a quelle del Forte. Intanto Gil va alla conclusione, riesce a liberarsi, e proprio nei momenti anche più importanti dal punto di vista psicologico, perché il Forteronami non riesce mai a gestire un po' l'allungo. Tanto la sfera è per Galbas, da questi a Torner, l'appoggio è per Gil, attaccato, mantiene il possesso di sfera, ancora per Galbas, percussione di Galbas al centro, ma l'intervento di Laber impedisce la conclusione e poi finisce a terra un giocatore del Giovinazzo. Giulio, ero distratto. No, e neanche io, ora vediamo se si riesce a recuperare l'immagine. Ho visto è finito a terra il numero 13 del Giovinazzo, c'è stato un contatto ma la pallina era da tutt'altra parte. Vediamo, stanno parlando con il terzo arbitro, quello che è al cronometro, vediamo se lui ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto, e nemmeno gli due arbitri in pista che stavano
seguendo l'azione. Comunque si è rialzato il numero 13 Clavel. Dunque 19:42, 4-3, vediamo che esce dalla pista. Clavel. Niente, non ci sono, quindi evidentemente anche il terzo arbitro non ha visto niente, cioè evidentemente non c'era davvero niente, e Clavel esce e si riprende con una pallina 2, quindi non c'è stato fallo. Dunque si riprende a giocare con la formazione rosso-blu che deve difendersi perché la sfera è conquistata dal Giovinazzo. Mura in possesso di sfera, Galbas in anticipo per Gil che supera un avversario, il secondo, poi va a segnare un capolavoro, signori, tutti in piedi quando decide di entrare là dentro. Rivediamolo perché questo vale il prezzo del biglietto e anche della trasferta. Fuori tutti a sedere, portiere compreso. Gil, il signore dell'hockey su pista, fa 5-3 e vediamo se per i colori rosso-blu, chiaramente non sono d'accordo i bianco-verdi, ma vediamo se è lo strappo definitivo quando mancano 19:31. Giulio. Sì, niente da fare assolutamente per il portiere, perché Gil ha aspettato, proprio ha fatto una finta, l'ha messo a sedere e ha insaccato la pallina. Non c'è il 10° fallo, anche se Rossi lo chiede, e poi riparte ancora Mura, che sappiamo che quanto sia micidiale stasera. C'è un fallo adesso, l'arbitro lascia correre, ora mi pare che stiano lasciando correre un po' troppo. Sì, in effetti le ultime due azioni mi sembravano viziatissime, l'arbitro dice che si può proseguire e questo però non farà sicuramente bene al proseguo di partita. Mura in possesso di sfera, Rossi su di lui, spintonato Mura alla sponda, niente da fare, è Chicco Rossi anticipato millimetricamente dall'ottimo Colamaria. Giri in possesso di sfera, 5-3, scusate il risultato, 6-9 i falli. Gil ancora per Rossi che si gira, va alla conclusione, questa volta il portiere la intercetta in maniera pulita. Adesso c'è il blu a Gil e insomma resta un po' basito perché dopo aver visto le due ripartenze, comunque questa è la decisione dell'arbitro, ne prendiamo atto. Blu a Gil. Avevamo detto pochi secondi fa che stavano arbitrando molto bene, mi pare che diciamo che ora qualche sbavatura c'è stata. Blu almeno a Gil, vedendo da qua su. punizione di prima, dunque diciamo che anche i giocatori non è che gli stiano agevolando, perché insomma è una partita molto spigolosa, senza ombra di dubbio. Vediamo chi è che si andrà, è il numero 8 Laber. Vediamo se riuscirà anche lui a trasformare. Laber contro Riccardo Ognata e trasforma, e anche molto ma molto bene. Buon movimento di stecca. 5-4, torna sotto ancora il Giovinazzo. Forte De Marmi che non riesce ad effettuare lo strappo vero. Intanto vediamo che rifà il suo ingresso in pista Checco Compagno. Partita stranissima, ottima difesa del Giovinazzo che ci mette un po' tutto, qualche episodio dubbio da una parte e dall'altra. Di fatto Forte De Marmi che ha la voglia ma soprattutto il dovere di andare a chiuderla. Ci prova ancora Turner, una deviazione, inganna il portiere ma di fatto è il Nigno. Lo vediamo il tiro, il Nigno fa subito 6-4. Dunque dal 6-38 al 6-58 il Forte dei Marmi con Turner torna subito a +2 e vediamo Giovinazzo che deve difendersi, ma insomma voglio dire ormai ci è abituato a battere e ribattere botta su botta, dunque ci prova adesso. Diciamo che ora ce l'aspettiamo quasi il gol del Giovinazzo. Beh sì, ormai voglio dire è successo costantemente. Vediamo un po'
Compagno che parte da lontano, si ferma al tiro di Compagno, impegno oltre misura al portiere, ma di fatto il guantone alla meglio. Poi Laber lotta con Rossi, alla meglio Laber. Ancora il Giovinazzo a manovrare, sfera per Mura, Mura che poi va a segnare il 6-5. Attenzione, è un killer Riccardo Gnata per il suo compleanno questa sera, ma se lo sognerà tutta la notte sto Mura. Gran gol sul palo, fra palo e portiere, sulla traversa, insomma lì nell'angolino dove solitamente vive un ragno. Mura a distanza di 11 secondi. Sì, beh, c'è qualcosa che non torna comunque nel Forteranami, senza voler nulla togliere ai meriti del Giovinazzo, ma insomma non è, diciamo, la miglior partita della difesa rossoblù quella di stasera. No, diciamo senza ombra di dubbio, e sono convinto che avrà di che discutere Bertolucci con i suoi ragazzi, anche alla luce degli impegni che ci aspettano di qui a pochi giorni. Ancora Rossi per Galbas, Galbas per Torner, Torner il missile murato, e adesso qui bisogna fare anche molta attenzione da questo punto di vista, perché una sfera persa al centro pista può diventare veramente pericolosa. Torna avanti Galbas per i suoi, Galbas per Torner, Giovinazzo che torna praticamente al limite della propria area di rigore. Ha segnato 5 reti il Giovinazzo e ha segnato 4 Mura e uno Laber su tiro diretto, e questo la dice lunga. Intanto io devo dire che quando l'ho visto giocare in Serie A2 mi aveva molto impressionato Mura, ma qui siamo in Serie A1 e con una squadra come il Forteranami davanti credo che Mura sarà un po' osservato anche da qualche squadra del nord, perché effettivamente è veramente un ottimo giocatore, grandi qualità realizzative e soprattutto una precisione micidiale, ha una percentuale di realizzazioni sui tiri che ha fatto enorme, senza ombra di dubbio. E poi l'abbiamo visto insomma in tutte le soluzioni. Adesso ci prova dalla media distanza Chicco Rossi, si alza la sfera, finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione è in favore del Giovinazzo. Intanto fuori Rossi e dentro Ambrosio, girandola di cambi che inizia in questo momento, così come era successo nel primo tempo. Fuori dentro il numero 4 Di Lillo, se non vado errato, e fuori Colamaria. Laber in possesso di sfera, ancora filtrante in profondità, riconquistato da Galbas per Ambrosio, ancora per Torner che prova con Ambrosio, ma la sfera è riconquistata da Clavel per i suoi, che poi fa partire un tiro che passa abbondantemente al lato. Compagno recupera la sfera, la riporta in avanti. Compagno ancora dietro porta, Torner cerca di farsi vedere in area Compagno, ma è tutto meno che semplice, dunque Torner è costretto a girare all'indietro per Galbas. Galbas al centro, la sfera finisce lì, la Perla riconquista per i suoi, chiuso da Galbas che lo costringe a un filtrante lunghissimo che però è preda di Lillo. Poi lotta Di Lillo con alla testa e c'è il blu per Di Lillo, che forse aveva anche subito la spinta, ma poi alza in maniera pericolosissima la stecca e dunque blu per Di Lillo, che era appena entrata. Partita insomma, Giulio, ad alta tensione oramai. Immagino chi vede il live score di questa partita senza vederla così, che insomma è una partitina abbastanza, forse avevano designato anche 2 arbitri giovani perché diceva tanto sarà tranquilla, e invece grazie a un Giovinazzo veramente indomito. No, grande onore al Giovinazzo che fa una difesa asfissiante e cattiva ovviamente come stiamo parlando dal punto di vista sportivo, e poi ha avuto delle ripartenze, un Mura straordinario
Adesso è ancora Ambrosio contro il portiere calabrese, il tiro questa volta calabrese lo mura e il Forte dei Marmi ha superiorità numerica. Nel primo tempo il Giovinazzo l'aveva sfruttata, vediamo se ci riesce adesso il Forte dei Marmi. Cinquini intanto subentrato per questa superiorità, Galbas che ci prova, la spizza al portiere, la riconquista Clavel per i suoi che adesso deve liberarsene. Ancora lui cerca di andarsene, poi passano i 10 secondi, non riesce a uscire dalla zona buia, il Forte dei Marmi l'ha tenuto là, battuta in questo momento, Galbas per Compagno, per Galbas ancora, sfera avanti, sfera indietro, bisogna cercare di aprire il buco ma non si schiodano da là i giocatori del Giovinazzo. Adesso il palo di Ambrosio e fanno 5 nel corso della gara. Galbas per Ambrosio, ancora per Galbas, per il tentativo di triangolazione che non riesce, Cinquini poi la intercetta al portiere, si prenderà con l'ingaggio, anche sfortunato in questo frangente con Ambrosio il Forte dei Marmi. Laber, ma la sfera è riconquistata da Galbas per i suoi, da questi ad Ambrosio. Ambrosio per Compagno che entra in area, ci prova sotto misura, niente da fare. Ancora Galbas per Compagno, per Galbas per Cinquini, il missile di Cinquini, la parata del portiere ancora. Si riprende con l'ingaggio quando ormai sono solo 36 secondi di superiorità per il rossoblu. C'è pronto il giocatore, se non vado errato è Mura al cancello, bisogna asciugare la pista proprio davanti dentro la lunetta del portiere. Tanto vediamo che dà istruzioni seppur da lontano i due allenatori. 6-5, fallito il tiro diretto e una superiorità numerica che sta passando inesorabile il tempo, con Galbas per Compagno, per Cinquini, per Ambrosio ancora che poi cerca l'alza e schiaccia, l'arbitro dice che si può proseguire, sono oramai una manciata di secondi, sfera che si impenna, la punizione in favore del Forte dei Marmi, 14 secondi alla conclusione della superiorità numerica, 12:52 alla fine della gara, con Cinquini che prova il missile, niente da fare, al centro e il gol di Compagno! Il gol di Compagno, Compagno ci porta nuovamente a +2, 7-5 e siamo solo a metà del secondo tempo. Dunque, quando mancano 12:43, adesso vedremo la reazione, è Mura che se ne va, ma questa volta deve lottare con Cinquini che ha la meglio, poi subentra ancora per Compagno, il missile di Compagno murato. Cinquini in profondità per Ambrosio, Ambrosio per Cinquini, attaccato, finisce a terra, il 10° fallo a carico del Giovinazzo. Dunque decimo fallo del Giovinazzo, la punizione di prima, questa volta se ne incarica Compagno. Giulio. Compagno nel primo tempo mi è piaciuto perché è stato uno dei giocatori del Forte dei Marmi che ha più cercato di variare il tema offensivo della squadra, però si è sempre trovato una difesa molto chiusa. Del resto le difese chiuse sono una tradizione del Giovinazzo, mi ricordo il primo anno in Serie A quando ancora giocavano la Bianca, poi Caricato eccetera, la difesa del Giovinazzo era difficilissima da superare. Compagno porta sfera, poi cerca l'alza e schiaccia ma risponde bene, attenzione, Mura recupera una sfera pericolosa, poi va a cercare la conclusione ma Cinquini fa buona guardia. Dunque parato il tiro di prima e si può dire, Giulio, che in una gara
di questo tipo, sbagliare 2 tiri diretti diventa pesantissimo. Certo, cioè, sicuramente, perché ormai è inutile stare a guardare il potenziale delle due squadre, la classifica e tutte queste altre belle cose. È una partita equilibratissima, aperta a qualunque risultato, e i tiri piazzati sbagliati alla fine possono anche pesare. Intanto c'è il time out chiesto dal Fortere Marmi, che ormai quando si incanalano così le partite è molto difficile cambiarle, nel senso, a meno che non crolli di schianto fisicamente il Giovinazzo, questa partita finirà in questa maniera, nel senso, non con un risultato che può ancora cambiare in ogni senso, ma ecco, mi sembra difficile, anche se manca ancora 12 minuti, che il Fortere Marmi dall'altra parte il Giovinazzo mi sembra un po' più difficile, anche perché non sarebbe poi nel loro interesse andare a forzare più di tanto, ma che il Fortere Marmi riesca a stabilire quello che sarebbe stato un distacco plausibile alla vigilia, e che invece, ripeto, con pieno merito del Giovinazzo, perché chi la vede la partita se ne sarà reso conto, non è avvenuto. Ripeto che poi dopo il Fortere Marmi abbia creato molte più occasioni, però alla fine di palline in rete ne ha messe 7 il Fortere Marmi e 5 il Giovinazzo. Sì, anche perché, come diceva, gol è quando la sfera entra, non era proprio una sfera, ma insomma. Mura, Laber, che non ha avuto un secondo di riposo, con il numero 13 Clavel, il 6 è per Colamaria, risponde Galbas, Compagno, Ambrosio e Cinquini. Sfera per Cinquini, 7-5 il risultato, ma sono ancora 11 minuti e 40 da giocare. La sfera al centro, intercettata, attenzione, 2 contro 1, Mura per Laber, che poi però è costretta ad allargarsi per la difesa di Compagno. Dunque tentativo d'anticipo di Compagno, riesce solo a metà perché Laber la spara fuori dal rettangolo di gioco. Punizione battuta, Ambrosio in possesso di sfera. Ambrosio a fine corsa si ferma dietro la porta del numero 74 Luca Calabrese, sfera all'indietro per Cinquini, parte il missile di Cinquini che passa al lato, il più veloce è Galbas che la rimette al centro per Ambrosio, che però al momento del tiro viene intercettato, poi finisce a terra Mura, ma a mio avviso non c'era il contatto che chiedeva, ben più plateale era stato un fallo non fischiato poc'anzi proprio al Giovinazzo. Adesso succede un po' di tutto, da terra la tocca Clavel, l'arbitro dice che si può proseguire, norma del vantaggio, e dunque la sfera al centro di Ambrosio, ma Laber fa buona guardia e portano avanti ancora la formazione pugliese. Laber dietro porta, intanto stecche che si alzano un po' troppo fra Cinquini e Colamaria. Mura cerca di andarsene, finisce, scivola a terra, attenzione, la sfera è larga per Cinquini che è costretta a rimpostare l'azione d'attacco. Ancora Compagno per Ambrosio, e c'è adesso il blu a Mura per il fallo su Compagno, lo tocca da dietro con la stecca sulla schiena. Blu a Mura. In effetti l'avevo già visto un po' nervoso nel primo ingresso, infatti Marcella l'aveva chiamato fuori, probabilmente anche per quello, però giustamente l'ha rimesso, perché effettivamente un giocatore così che ti segna tutti questi gol è chiaro che va tenuto. 2 blu, sì, infatti anche il numero 6 è stato espulso, Colamaria, che è il secondo blu. Il secondo blu, perciò saranno sì. 4 minuti di inferiorità, a meno che non ci sia una rete, rientra un giocatore. Sì, e Colamaria è il secondo blu nella stessa partita. Perciò rischia tantissimo. Immagino che difficilmente lo rivedremo in pista. Di fatto c'è il tiro diretto, questa volta se ne torna a incaricare Ambrosio. Ambrosio che nel corso di questa gara uno lo ha segnato e uno se lo è visto parare, vediamo quale sarà la sezione. Questa volta è un rigore, perciò bisogna tirare direttamente in porta. Lo squalo, il tentativo, niente da fare, quando morde
e il Forte dei Marmi al 15-12 fa 8-5, si porta a +3. Adesso può rientrare no, non può rientrare un giocatore, sì, perché c'è il si sommano, sì, discorso, perché non c'era la doppia inferiorità contemporanea, ma ce n'è, si vanno sommano, a scalare, sì. Quindi ora 2 minuti ancora, a meno che non risegni il Forte dei Marmi, 2 minuti per il Forte dei Marmi con l'uomo in meno. Però manca ancora 9 minuti e 46, quindi c'è ancora tempo per vederne delle altre. Intanto la sfera è subito riconquistata dal Forte dei Marmi con Compagno per Galbas, Cinquini e Ambrosio. Laber, poi il tentativo è fuori dallo specchio della porta, ma è ancora Compagno. Dicevo, Laber, il numero 3, se non vado errato dovrebbe essere il Turturo, giovanissimo. Ancora Calabrese che fa un gran lavoro, il numero 7 De Bari. Intanto il numero che abbiamo sulla nostra distinta ci dice Calabrese, perché D'Angelico viene dato per il numero 14 da quello che abbiamo sulla distinta, però io non riesco a vedere, insomma voglio sperare che siano vigili e che non si siano offesi, se per la verità sarà il contrario. Gil per Galbas, il tiro passa al lato, ma è ancora Compagno per Gil, per Galbas ancora per Gil, per Galbas che ci prova di prima intenzione. Ma anche perché poi, fra l'altro, vedendo il nome, se anche fosse D'Angelico, però il nome è con la O perché è Ottavio, e lì non mi pare che il nome di battesimo della maglietta, molto diciamo molto bravo, molto bravo veramente. Sta ancora mantenendo a galla il Giovinazzo, perché ancora un tiro, questa volta fuori dallo specchio della porta di Gil, da questi a Galbas. Tanto sono 46 i secondi, ci prova adesso ed è la parata. No, adesso c'è però il numero 4, cioè io non ci capisco, è il numero 14 Giulio, perciò ci perdoni il signor D'Angelico. Sì, però la maglietta, il nome sinceramente non riesco a leggerlo, e effettivamente per iniziale c'è una T, ma il numero è il 14, perciò è quello di D'Angelico. Poi il tentativo ancora di Ambrosio, ancora Ambrosio ci prova, Sera che rimane lì, poi l'arbitro decide per l'ingaggio a 27 secondi dalla fine di questa superiorità numerica. Addirittura c'è scritto con la Maria T sulla maglietta, numero 4. Sì, insomma, che sarebbe un Tommaso con la Maria, sì, che però dubito che sia, insomma, il portiere del Giovinazzo attuale. Vabbè, diamo per buono D'Angelico, visto che il numero almeno fra i due è quello che ci dà, e comunque tra l'altro è l'unico che ha il nome sulla maglietta e potrebbe anche essere sbagliato, perché tutti gli altri non hanno il nome sulla maglietta. Vabbè, comunque sia, il Giovinazzo ha avuto un ottimo portiere su cui può fare affidamento sicuramente. Gil ancora, ricordo 8-5 il risultato. Gil, tentativo un po' troppo laboriosa, ci prova Gil sulla ribattuta, la spara lontana guadagnando qualche secondo il giocatore avversario. Sono 5 secondi di inferiorità, 3-2-1 finisce la superiorità in questo momento. È Gil che si allarga, si torna in parità numerica. Galbas, niente da fare, il numero 3 Turturro ancora per Laber che sbaglia tutto. La sfera recuperata da Compagno, ricordo 8-5 il risultato a 7-20. Fuori Galbas e dentro Cinquini. Stranamente non ha rifatto ingresso in pista di Bignazar, probabilmente qualcosa che aveva provato. Vedo che c'è anche la tuta, perciò probabilmente accusa qualche disturbo e preferisce non rischiarlo mister Bertolucci. Intanto Gil impegna ancora severamente il portiere avversario. Turturro si porta avanti, poi la sfera all'indietro, lamenta un qualche problema al pattino il portiere. Gil per Compagno che supera la guardia avversaria in un primo momento, ma poi Turturro rinviene
ancora per Cinquini nello stretto, sfera all'indietro per Gil, da questi a Ambrosio, Gil ancora, l'accelerazione di Gil, il varco e il gol, ha aspettato, si è aperto un varco grazie al movimento di Ambrosio da una parte e Compagno dall'altra, poi Gil ha aspettato, ha guardato il movimento del portiere, rivediamo perché sembra un gol da fuori ma è spettacolare, ha aspettato il movimento del portiere e lo ha gabbato sotto la traversa per il 9-5. Dunque ancora Gil che va alla conclusione a segnare quando sono passati 18 primi e 35. Giulio. Eh sì, una partita di hockey degli altri tempi, anche per come si è sviluppata, no? Nell'hockey di ora c'è molta più tattica e quindi invece qui è stata una partita altamente spettacolare. Sicuramente chi l'ha vista alla televisione, al di là dei nostri possibili o meno errori sul portiere della squadra ospite, però si è divertito perché è veramente stata una partita spettacolare. E poi anche se ora il Forte dei Marmi ha 4 gol di vantaggio, il Giovinazzo ha tenuto benissimo fino a pochi minuti fa e credo che questa partita comunque vada a finire debba far rendere consapevole la squadra pugliese che si può tranquillamente giocare la salvezza, perché non credo che molte squadre avranno facile gioco contro una squadra che gioca con questa determinazione. Intanto è Mura in possesso di sfera che prova un alza e schiaccia pericolosissimo che viene punito dall'arbitro, ha ciccato la sfera ma sventagliando in maniera pericolosissima. E dunque la punizione per il rossoblu già battuta, Gil per Compagno che supera praticamente metà difesa dei biancoverdi, ancora Ambrosio, ancora Mura e Compagno alle scintille, poi la Ber va a recuperare sfera, 5,50, 9-5 il risultato. Sfumano i 10 secondi. Dunque il Forte Marmi costringe al fallo, ci prova subito Compagno, poi Ambrosio, niente da fare, Compagno ancora in possesso di sfera, marcatura maschia da parte di Turturro, poi scusate il Cravelle, il filtrante che non riesce, la Ber la riporta avanti. Certo che è giocatore importante per il Giovinazzo ma gli sta chiedendo davvero molto a questo ragazzo francese, il buon Marcella. Ancora Gil, poi non si intende con Compagno ma è lo stesso Compagno che va a recuperare sfera, Compagno poi ancora un palo di Compagno e la sfera riconquistata dal Giovinazzo che la mette al centro per il tentativo di prima attenzione di Clavel che finisce fuori lo specchio della porta. C'è il time out chiesto dal Giovinazzo quando oramai siamo nell'ultima parte di questa gara, fuori Compagno, dentro Torner. Dunque Forte dei Marmi in pista con Torner, Ambrosio, Gil e Cinquini, Clavel, Laver, Mura e Turturro se non vado errato, il portiere D'Angelico. Oramai affidiamo a lui la porta anche se sinceramente non ci stiamo capendo più molto, il numero è il suo, la maglia di un altro e il nome di un altro ancora, perciò insomma ce ne scuserà all'ottimo portiere del Giovinazzo. Dunque 10 falle a carico del Giovinazzo, a quota 6 il Forte dei Marmi, 9-5 il risultato. Quando mancano 4,59 vediamo quello che è questo ultimo parte di gara. Intanto è finita a Sandrigo, 4-1 il risultato in favore del Sandrigo sul Monza. Dunque Veneto ostico per la formazione Brianzola che già era stata sconfitta in quel di Montebello, adesso anche con il Sandrigo. Ci prova adesso Tornera a indirizzarla ma la sfera è alta. Il risultato di Grosseto dice 3-1, Lodi 4-0 sul Breganze.
Ricordo Grosseto Follonica, il derby della Maremma. Al momento arride al Grosseto, ma mancano ancora 12 minuti e 56. 12 falli Grosseto, 7 Follonica, perciò non oso pensare quale tipo di gara sia stata giocata. E adesso Ambrosio, gnam gnam, e lo squalo ancora a mordere. Porta in doppia cifra il Forte dei Marmi. Eccolo qua, lo rivediamo, Gil per Ambrosio, controllo e tiro, 4:16 alla fine. Dunque, alla distanza poi è chiaro che i valori, soprattutto quando c'è un po' di stanchezza, vengono fuori. Il Forte dei Marmi sta capitalizzando nel finale anche tutte quelle occasioni che ha avuto per tutta la partita, ma che per tanti motivi, primo fra tutti i meriti della difesa ospite, non era riuscito a quantificare. Adesso le ha quantificate, anche perché nel secondo tempo, non dimentichiamo, oltre le reti segnate 7, ci sono stati pali e traverse in abbondanza per la formazione rossoblu. Tanto la sfera è recuperata ancora da Rossi, la mette al centro per Torner. L'istinto di Ottavio D'Angelico è impressionante, riesce in una deviazione degna di un portiere di calcio, veramente un colpo di reni che insomma su pattini non è proprio la cosa più semplice, ma riesce a farla, arcuarsi all'indietro, a deviare il problema. Poi fa tutto da solo questa sera, stavolta il giocatore del Giovinazzo, che se non vado errato è Mura, che andava in percussione, poi ha cercato di passare dietro porta ma ci ha sbattuto contro. Fa tutto da solo e non si lamenta neanche più di tanto. 10-5 il risultato quando mancano 3:14. Tanto fuori Gil, dentro Compagno. Si riprenderà con l'ingaggio, bisogna asciugare la pista. Vediamo. Tutto pronto, vediamo chi si incaricherà. No, è punizione per il Forte dei Marmi. Battuta, sfera lunghissima per Chicco Rossi. Rossi all'indietro per Torner. Torner, la confusione intercettata da questi a Clavel, per Mura ancora, che poi ci prova ad una mano. La sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco. Si lamenta Torner per il tipo di tiro, la smazzolata ad una mano. Era lontano, perché se ci avesse avuto un giocatore vicino sarebbe considerato gioco pericoloso. Battuta in questo momento, Cinquini in possesso di sfera. Cinquini, grazie all'aiuto della sponda per Chicco Rossi. Torner, Cinquini, 2:50, ci prova ancora il Forte dei Marmi, niente da fare. E ancora Torner per Chicco Rossi, per Cinquini ancora, che se ne va, prova il tiro, la tocca il portiere, la spara sul soffitto. Dunque la punizione in favore del l'ingaggio al centropista. Adesso c'è un fallo su Torner, si lamenta la panchina rossoblu, ma non è di questo avviso l'arbitro. Poi si alza una stecca, si lamenta Compagno, neanche più di tanto. La Per, qualche colpo proibito da una parte e dall'altra in questo finale lo stiamo vedendo. Ancora per Chicco Rossi a 1:58. Rossi che ci prova con un alza e schiaccia da dietro porta. La Per la riporta in avanti per i suoi. È encomiabile il lavoro, ma probabilmente è il segreto di questo Giovinazzo. Intanto Compagno la riconquista per i suoi. Si ferma a 1:30 la manovra per Torner. Torner per Chicco Rossi. Rossi ancora per Cinquini. Per Rossi ancora, ma ancora la difesa
Torner 1-10 alla fine, Rossi che riprende sfera in fascia sinistra, ancora Torner, punta l'avversario, si ferma, la dà all'indietro per Cinquini, mischile di Cinquini che passa al lato, ma sulla ribattuta è il De Bari ad averla meglio. Adesso la serve a Mura, se ne va Mura fra due avversari, cerca di superare anche il terzo, poi si scontra con compagno, vuole il fallo, ma fra i due già un po', Giulio, che ci sono scintille, sì, e c'è il blu per protesta a Mura quando mancano 40 secondi. Si sono toccati e ritoccati un'infinità di volte e a 40 secondi alla fine Mura va in panca puniti e il tiro diretto questa volta se ne incarica Torner. Probabilmente un po' la stanchezza, un po' il nervosismo, perché insomma, diciamocelo chiaramente, a metà del secondo tempo il Giovinazzo era perfettamente in partita, poi si è visto sfuggire dalle mani. Intanto Torner contro D'Angelico e non ha difficoltà il Nigno a fare 11-5 quando mancano 36 secondi. Un fallo, un blu che poteva essere evitato, ma sappiamo che l'adrenalina a questi punti, insomma, il nervosismo, l'avevamo già visto già da diversi minuti, un Mura piuttosto nervoso quando non gli riuscivano le cose. Sì, poi insomma ha di che essere soddisfatto, a parte le 2 espulsioni, perché ha fatto una grandissima partita Mura, probabilmente sperava di riuscire a fare qualcosa di più, però insomma il suo dovere l'ha fatto fino in fondo, come comunque l'ha fatto anche il Giovinazzo, perché se all'inizio della partita o prima avessimo pensato, come dicevi prima, che fino a metà della ripresa i giocatori pugliesi sarebbero rimasti in partita attaccati proprio veramente neanche nel risultato, non solo a livello di gioco, perché poi a livello di gioco il Fortenami ha avuto una superiorità, nessuno ci avrebbe creduto, invece, ma questo diciamo che secondo me deve essere visto, anche perché ora finisce in questo momento la partita, così concludo anche il commento. Dicevo, questo deve essere visto da parte della formazione pugliese come un'iniezione di fiducia in un campionato che li vede ancora a 0 punti, ma indubbiamente dopo una partita come questa credo che la consapevolezza di potersi giocare tranquillamente la salvezza insieme a tante altre squadre la formazione di Marsella ce l'abbia. Quindi ha perso una partita contro una delle formazioni oggettivamente più forti della Serie 1, che questa sera non ha certamente giocato la sua miglior gara, ma comunque il Giovinazzo esce a testa alta nonostante sia finito in doppia cifra e abbia chiuso con 6 gol di distacco. Un Forte dei Marmi che diciamo ha avuto sì il merito nel finale, ha avuto di prendere il largo, ha creato tantissime occasioni nel primo e soprattutto nel secondo, ha avuto anche sfortuna, però ci sembra che visto il divario che c'è fra le 2 formazioni, forse era lecito attendersi che la formazione di Alessandro Bertolucci potesse chiudere un pochino prima la partita, senza, ripeto, voler togliere meriti al Giovinazzo. Grazie e buonasera. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnorieri per le riprese della parte tecnica. Confermo che il portiere in porta era D'Angelico, perciò ce ne scusiamo con tutta la famiglia, con lui personalmente ovviamente, perché l'abbiamo chiamato Calabrese per tutta la partita, ma insomma voglio sperare che 2 ragazzi, vero, nati e cresciuti nella formazione importante. Saluto adesso preteso dallo staff del Giovinazzo ai tifosi che giustamente si sono scoppiati un'infinità di chilometri per venire a vedere una bella partita, una partita che a mio avviso dirà ai propri sostenitori insomma di sperare molto e molto bene. Che dire, è un Forte dei Marmi che poi sulla seconda metà del secondo tempo riesce a trovare il gol che non era riuscito a trovare nella prima parte e mezzo di gara, finisce 11-5 con un Ambrosi a segno per ben 5 volte, dunque lo squalo che morde a ripetizione gli avversari. E questo è quanto. Forte dei Marmi che incamera altri 3 punti importanti. Adesso ancora una pausa, non giocherà mercoledì in quel di Montebello che era rinviata non mi ricordo quando, ma avremo modo di rivederla. Il nostro appuntamento è ovviamente per venerdì prossimo, dove avremo
avversari di ben altra risma. Da parte di Fabrizio Ercolini un grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al pezzo che potete leggere domani sulla pagina sportiva della Versilia della Nazione. Un grazie all'amico Nardini per le riprese e la parte tecnica, e a Re dei Bottoni Simone Polacci per quanto riguarda la regia, tutte le grafiche e tutto quello che volete voi. Rende sempre piacevole con i suoi commenti e la sua attenzione alla nostra cronaca. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, ci sentiamo alla prossima.